Abbiamo avuto un picco di ricoveri la settimana scorsa, siamo arrivati quasi alla saturazione dei posti letto. Adesso questa cosa è un po' rallentata o fermata, ma grazie alla collaborazione di altri istituti, nel senso ospedali vicino che ci prendono pazienti in fase di convalescenza. Anche nel Covid Hospital di Jesolo la pressione ospedaliera continua a farsi sentire. Ecco perché, evidenzia Brollo, si attende con ansia l'arrivo del vaccino. Noi iniziamo il 27 qui all'ospedale di Jesolo, e io sarò fra i primi a essere vaccinato, il motivo per il quale era fondamentale sviluppare il vaccino nel più breve tempo possibile, e grazie alle tecnologie moderne, al grande lavoro degli scienziati, è stato fatto un vaccino che è chiaramente un vaccino sicuro, perché è già stato testato, anche se in maniera veloce, però siamo certi che gli effetti collaterali sono quelli che possono avere i vaccini. Brollo si esprime poi in merito alla cosiddetta variante inglese del virus e sui contagi tra i quarantenni. La novità che noi abbiamo visto all'inizio era questa presenza importante di ricoverati giovani che non c'erano, ma non in maniera così importante nella prima ondata. Quindi la malattia è sicuramente molto più diffusa nei giovani rispetto alla prima volta, ma penso sia stato legato a dei comportamenti non adeguati rispetto a quanto era stato previsto. Quindi questo assembramento di cui si parla tanto, questa non portare maschere, ha diffuso l'infezione anche fra le persone giovani che contavano di non infettarsi. Quello che dà un po' di amaro in bocca è che la gente sia convinta che la sanità, i sanitari, i medici, gli infermieri ci giochino sopra. Qualcuno scrive perché così riempiono i posti letto, ma magari fossero tutti i letti vuoti, andrei a casa anch'io con la mia famiglia, capito? Invece non riusciamo a farlo.